credo che la nostra non è, in effetti non è canto popolare, io credo che sia quella memoria raffinata che ci portiamo appresso e che noi cerchiamo di darla. Ormai io è da 20 anni che giro per il mondo, più fuori che in Italia, e l'ascoltano quasi come una preghiera, e penso che allora noi abbiamo questo grande patrimonio che dobbiamo far conoscere comunque come le altre cose. Cosa ne pensi di questi colori, di questa allegria? Dammi il microfono. Cosa ne penso di questa cosa io? Sì, perché noi perlomeno noi non credevamo che venisse così, e invece ci siamo resi conto che poi tutto sommato i suoni della nostra memoria coinvolgono loro con la loro vitalità, e speriamo di poterne dare a quelli che ne hanno bisogno. Innanzitutto loro sono nato prima in mezzo e vogliono che questa cosa si ripeta assolutamente. Vedono questa come la prima cosa fatta in Sardegna, la prima cosa dove c'è veramente il primo raduno, la prima volta in cui la musica, il primo stare insieme, la prima volta in cui quasi sembra quasi un risveglio della Sardegna, ed è bellissimo. Perché poi c'è tutto, c'è dal canto gregoriano, che tu sai che è la base fondamentale della nostra musica. Poi ci sono i giovani, ci sono questi suoni nuovi. Io ci provo stasera a dare un suono nuovo, un suono che ho sempre portato con me e poi però avevo paura di farli. Nella musica la voce delle lacrime, nella musica la forza delle idee, è una liturgia di dolore, d'allegria, questa musica Deus me, perché musica è la voce di ogni popolo e raccoglie tutta la sua eredità. Chi la canterà, chi la scrive non lo sa, ma nell'aria c'era già. E allora non addio, ma arrivederci Icnos. Lo diciamo insieme a 20.000 di Sedilo e a tutti i sardi, e lo diciamo con le note dell'Ave Maria in sardo cantata da Maria Carta, da Etazenda e da Benito Urgo. Con te cos'è che vista